Buon pomeriggio e ben ritrovati con il TG Flash di New Sicilia. Nelle ultime ore è pesante il bilancio di incidenti stradali tra le province di Catania e Ragusa, dove 3 persone hanno perso la vita e 7 sono rimaste ferite, di cui una in condizioni gravi. In un incidente stradale che ha coinvolto 2 veicoli a Fiumefreddo di Sicilia, 4 giovani sono rimasti feriti. Di questi una 19enne ricoverata in prognosi riservata al Policlinico di Catania. Il Dipartimento della Protezione Civile ha annunciato che l'allerta maremoto è stata revocata a causa del sisma di magnitudo 7.9 con epicentro tra Turchia e Siria verificatosi alle 2:17. Questa decisione è stata presa sulla base dei dati elaborati dal centro allerta tsunami dell'INGV. La circolazione ferroviaria è tornata regolare in Sicilia, Calabria e Puglia alle 6:30 della mattinata. Il Codacons Sicilia ha chiesto al Presidente della Regione e al Ministro delle Finanze di avere accesso ai documenti riguardanti un accordo firmato da Schifani e Giorgetti in merito alla compartecipazione alla spesa sanitaria che ha assegnato 200 milioni di euro alla Regione siciliana per il 2022. Schifani ha respinto la richiesta definendolo un atto insindacabile. Le isole di Panarea, Stromboli e Ginostra sono isolate da 60 ore e al momento non è possibile raggiungerle. I collegamenti con le altre 5 isole delle Eolie sono stati ripristinati solo parzialmente. A seguito della mareggiata di ieri, la zona lungomare e portuale di Lipari e la costa di Acquacalda sono state invase da sabbia, detriti e pietre trasportate dalle onde. Sarebbe in corso una valutazione dei danni. Ed è tutto per questa edizione, il prossimo appuntamento sarà alle ore 18.